Amici belli, dai, abbiamo aspettato ovviamente le conferenze congiunte, nemmeno congiunte, prima di Lorenzo, poi Spalletti, abbiamo sentito stamattina Pioli e Teo Hernandez, quindi cominciamo. Allora, io prima di tutto, quando si parla delle conferenze e delle domande, mi alzo in piedi e mi alzo che i complimenti, ci vogliono i complimenti per... non lo so. Spalletti, Siparietti, Spalletti, Giulio Alvino, benvenuto sul canale. Come tutti i nuovi iscritti, lasciate i like per questa partita che ci dobbiamo godere dentro e fuori, ci dobbiamo godere l'attesa, ci dobbiamo godere anche la cena, anche andare a letto prima della partita, per forza ragazzi, perché la situazione è dura, è delicata e pensare che, ve le ricordate, arriviamo da protagonisti, siamo favoriti. Penso che ce lo possiamo scordare, no? Penso che dobbiamo essere un pochino più realisti, senza andare lì spavaldi e presuntuosi. Di che? Si va senza attacco e nemmeno più di raspatori, siamo sicuri. Abbiamo anche una brava tattico che dobbiamo andare a fare, ma che devo riconsiderare, io ve lo faccio vedere, ma non è questa più, perché io me la sono scritta prima, ma cambia. Per le parole di Spalletti e anche quelle di Di Lorenzo, ovviamente una nota a margine. Vedevo la conferenza del Milan, l'ho vista postuma sul sito, sullo YouTube ufficiale del Milan, sul canale. Loro hanno lo YouTuber ufficiale, hanno il linguaggio dei segni, la conferenza, domande anche lì. Su questo siamo unificati, proprio a reti unificate, domande. Se Teo Hernandez, ma ti sei fatti i capelli blu perché c'hai in testa il Napoli? Male, malissimo. Non meglio noi, perché io ve le leggo queste domande. Oltretutto il Milan ci ha messo proprio in uno sgabuzzino. Io ho visto l'inquadratura da lontano con le sedie su Telea, male. 4 gatti, pochissime televisioni internazionali ci hanno messo uno sgabuzzino, rumori di microfoni, vabbè non fa niente, falla senza microfono a Luke. Oh, quarto di finale di Champions League, ma che cos'è questa approssimatezza? Mamma mia che vergogna, che brutta roba, i quarti di finale ci dobbiamo godere proprio per questo. Le domande interessantissime per Di Lorenzo. Gli chiedono in continuazione di questo 0-4, glielo chiedono 50 volte e lui, quella del campionato l'abbiamo analizzata già, questa sarà un'altra partita, eccetera eccetera. Giovanni, dal tuo lato ci sarà Leao, wow! Penso io, wow, questa sì che è una notizia. E quindi che mi dici? Che bravo giocatore, eccetera. Anche tanta risposta. Timore zero, dice Di Lorenzo, un po' il timore o la voglia di rivalsa, le solite cose. Cosa dice un capitano quando non c'è Osi? Non me le sono scritte le risposte, perché che cosa... Le sapete che cosa dice? Di Lorenzo entra nello spogliatoio e dice: ragazzi, siamo fritti, non c'è Osimhen, che non giochiamo, è inutile che giochiamo, datele indietro a Meret finché non segnano loro. Questo ha detto Di Lorenzo. Quanto è importante mandare tutti in gol, visto che non ci sono gli attaccanti? Quanto è importante fare i gol dall'altra parte? Quanto è importante? L'insegnamento 0-4 è un insegnamento. Dice Di Lorenzo che non eravamo noi. Sì, il Milan è forte, sì, il Milan ha fatto una grande squadra, ma quello non è il vero Napoli, dobbiamo vedere un altro Napoli. Che consiglio dai a Raspadori? E qua lui dice sì. Di Lorenzo dice se sarà chiamato in campo. E questo è un primo campanellino d'allarme, perché si può pensare che il capitano magari, credo che anche il resto della squadra lo sappia già chi va in campo, però il capitano potrebbe saperlo prima degli altri. E quindi lui dice se andrà in campo, se sarà chiamato in caso, io non ho niente da dire perché bla bla bla. Quindi primo punto. Mentalmente come affrontate? Liberi di testa, dobbiamo stare liberi di testa e dobbiamo godercela, anche perché potrebbe non ricapitare. Di Lorenzo c'ha questa consapevolezza, è comunque una stagione straordinaria che non si arriva tutti gli anni ai quarti di Champions League, anche quando hai una grande squadra, anche se riesci ad aprire un ciclo. E sul discorso del ciclo mi è appena arrivata una bomba dagli amici del canale Telegram degli abbonati belle e buone, Lobotka dice sarà difficile che resteremo tutti. Poi Lobotka che ha appena rinnovato la prossima stagione, perché ci sono club per cui sogni di giocare da quando sei bambino e poi contano i soldi. Se qualcuno viene e dice ecco 120 milioni per Osimhen, è difficile dire di no. Stanislav Lobotka, bella e buona, ma più realista del re.
l'ha detta. Di conseguenza si sa, dobbiamo godercela adesso perché chi lo sa quando altro capiterà. Teo contro Di Lorenzo, come l'ha detto Teo Hernandez, anche Di Lorenzo dice sì, siamo diversi. Cosa è scattato in te quest'anno? Io ho fatto bene anche prima, non è scattato niente di diverso, fondamentalmente è chiaro, se la squadra va bene e vinciamo tutte le partite allora se ne parla di più. Cosa dirai, Nata Voto, cosa dirai? Dice Osi, inutile rischiarlo, ma a Di Lorenzo piace anche citare Dem e Zerbini, insomma cita quelli che non ci sono nel gruppo che meriterebbero di stare lì con lui. Dopodiché si passa a Spalletti e la prima domanda chi la sa? Perché i rumori, il microfono, funziona il microfono, insomma Spalletti risponde una roba tipo si vuole la mentalità da campioni senza pensare che stai affrontando il Milan e senza pensare che stai a San Siro. Al di là di questo devi avere tu la tua mentalità. Quanto pesa? Ma pesa la mancanza? Quanto pesa la mancanza di Osi? Abbiamo vinto anche senza eccetera eccetera. Raspadori, ecco, sulla domanda di Raspadori Spalletti ci dice dobbiamo fare delle valutazioni ed è una cosa logica perché evidentemente non era una cosa precauzionale, era un problemuccio quello che è avvenuto ieri e che non l'ha fatto allenare in gruppo. Oggi pare si sia allenato in gruppo, ma poi devi ragionare sul fatto che ha fatto solamente questo mezzo allenamento con il gruppo e quindi vale il discorso che vale per Osimhen. Lo vuoi rischiare? Vuoi rischiare poi di perderlo completamente e resti senza attaccanti per il resto della stagione? Perché per Simeone la cosa è lunga e quindi vediamo se dobbiamo rivalutare la formazione. Ciao Patrick, come stai? Dice Spalletti, non so a chi si riferisce, ma anche lì non possiamo sentire la domanda. Spalletti dice qualcosa tipo si azzera tutto. Spero ce ne siano altre di serate così. Si ritorna al discorso di Di Lorenzo, bisogna divertirsi anche, godersi la cena, il ritiro, sono momenti straordinari. E qua si ritornerà poi al discorso di Guardiola. Gli si chiede ancora di Maldini, dice voi volete per forza cavalcare questa polemica, io di Maldini ho talmente una stima, anche quando ero questo era il momento più interessante della conferenza perché di calcio non se ne parla e almeno veniamo a sapere un retroscena che quando Spalletti era allo Zenit gli hanno chiesto una figura da individuare per far aumentare poi il livello di prestigio del club nel mondo e lui aveva fatto il nome di Maldini e non è potuto andare perché aveva altri impegni. Poi andate a vedere su Instagram a giugno 2020, sono andato a vederlo, effettivamente c'è Spalletti seduto su un albero, ai piedi di un albero con tutte le scale e tutte le magliette appese. La maglietta di Maldini è una di quelle più visibili. Va valutata questa partita in maniera diversa nell'ottica dei 180 minuti, qualche valutazione va fatta. Per esempio abbiamo fatto la valutazione su Osimhen, che quindi non è il caso probabilmente di rischiarlo per avere la speranza di poterlo poi utilizzare al ritorno. Abbiamo campioni, poi c'è l'emotività, c'è il carattere, questa squadra farà di tutto e ritorna il discorso del farà di tutto che speriamo porti bene come ha portato il farà di tutto che diceva De Laurentiis. Si alza per Guardiola, fa tutta la cosa per Guardiola, come Klopp, come De Zerbi. Io mi vado a vedere questi allenatori, ci fa piacere le parole di Guardiola, ma non abbiamo quell'ansia, poi i rumori della Champions, non abbiamo l'ansia di vincerla. E poi a Guardiola io spero di rincontrarlo davanti a un buon caffè turco, fa la battuta ovviamente su Istanbul, è chiaro che è una speranza legittima che però va utilizzata in un certo modo. Allora ragazzi, Raspadori, io mi ho confermato, facciamo queste ipotesi, tanto non abbiamo nessuno che gli abbia chiesto un po' più guardinghi, vuoi aspettare un pochino, non che Spalletti l'avrebbe detto perché che ne sai, magari tu riesci, però veramente nulla, non c'è nulla di tattico e vi voglio immaginare che mancando uno come Simeone e mancando uno come Osimhen, chi metti qui hai perso dei centimetri anche per i calci piazzati, quindi voglio immaginare Oliveira per non soffrire troppo e per aggiungere un po' di centimetri come proprio in maniera proprio banale, più centimetri per qualche calcio piazzato in difesa e in attacco, oltre al fatto che ti serve un mancino. Sì, con il mancino fai meglio probabilmente con Mario Rui, però in questo momento mi sento di dire Oliveira se sta bene, confermando tutto il resto della difesa. Lobotka chissà, Zielinski non credo siano in discussione, anche perché se poi ti giochi
togli Elmas qui, non hai il risultato, la possibilità di Elmas qui, perché a questo punto questa è un'altra delle possibilità che dobbiamo calcolare, perché Raspadori si è allenato pochissimo e quindi potrebbe non farcela. Lozano, Politano, ovviamente questa è la situazione, ricordando che Politano è anche diffidato, quindi magari anche per questo io lo farei partire nel secondo tempo, insomma, quindi meno minuti a disposizione per prendere un giallo, perché poi Politano è generoso, viene ad aiutare e potrebbe prendere un giallo che gli fa saltare la semifinale. Stiamo con gli uomini contati, anche Kim è diffidato, non si deve rischiare, però a difesa tu non puoi farlo questo discorso. Di conseguenza siamo alle solite. Ho sentito molte idee fantasiose in giro per il web, ma Zerbin non è in lista, Demme non è in lista, si sentiva parlare di Ndombele, io non credo che si possa mettere Ndombele prima punta, non credo Zielinski prima punta, non credo ad altri, a Ostigard prima punta. Io credo che le varie possibilità sono Elmas qui, Kvara qui con Elmas da questa parte, oppure Lozano qui con Elmas poi spostato, o Politano con Kvara nella sua zona. Io non rinuncerei, lo so che Kvara prima punta è esaltante perché tu dici è il più forte che abbiamo, lo metti prima punta e segna, non è detto, perdi poi quell'imprevedibilità, quel suo modo poi di lavorare sul fianco della squadra, sull'esterno, e poi scaricare, diventare pericoloso al centro. Se lo fai partire dal centro potresti perdere molte di queste caratteristiche. Elmas secondo me la lotta la fa, è una buona idea. Lozano invece, se lo vuoi lanciare in profondità, può sicuramente andarsi a prendere dei palloni, però è leggerino come prima punta, quindi io speravo in un Raspadori al 100% che potesse comunque fare questo lavoro qui di raccordo e quindi anche dare una mano al centrocampo. Elmas lo può fare benissimo, Elmas in nazionale anche lo fa. Non vorrei snaturare Kvara e non vorrei nemmeno snaturare troppo Lozano, perché secondo me lo perdi Lozano lì in mezzo ai centrali del Milan, quindi stiamo in guaiatucci, signori miei. Tutto dipenderà da questo signore qua, che è Anghissà, ovviamente da tutti, ma a centrocampo si deve fare la differenza. Anghissà si deve mettere le scarpe, Zielinski si deve mettere le scarpe e devono fare una grande partita. Anghissà deve dare una mano a Lobotka e Zielinski deve dare i rifornimenti in avanti. Non mi aspetto un Napoli che si metta chiuso in difesa in attesa, perché non lo sappiamo fare. Dobbiamo essere un po' più guardinghi, dobbiamo cercare di non prenderle a Milano, perché la storia vuole che il Napoli vince di più a Milano che non a San Paolo negli ultimi tempi contro il Milan, quindi cerchiamo di non prenderle. La situazione è abbastanza difficile, non per una questione di DNA, nemmeno per una questione dello 0-4, ma perché quando ti mancano 3 punte e una ce l'hai forse a mezzo servizio, la situazione è difficile. Quindi Spalletti si deve inventare qualcosa, sicuramente sì, gli altri devono dare il massimo, devono overperformare, dare il 150%, sicuramente sì. Godiamoci la serata, godiamoci l'inno, godiamoci i riflettori che si accenderanno su questi giocatori, e qualsiasi cosa si fa bene, perché questi ragazzi sono già andati oltre quella che è tutta la storia del calcio Napoli, arrivando ai quarti. Non voglio sentire discorsi di ma vincere per favore, perché sarebbe proprio clamoroso. Poi certo, brutte figure mai, perché le brutte figure poi pesano e vedete che si arriva con meno certezze, però godiamoci la partita e non c'è problema, che poi c'è anche il ritorno e c'è un campionato da vincere. Da New York, Valeo Fluido è tutto, ci vediamo poi domani per reaction e live post partita. Attenzione, io per la mia community io mi alzo. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.